Torniamo in onda grazie a Federico Borsari. Oggi 14 aprile 1759 moriva a Londra Georg Friedrich Händel e qui abbiamo sentito una delle sue composizioni per tastiera suonata niente po' di meno che da Keith Jarrett e non ho bisogno di aggiungere altro. Oltretutto il tempo è poco, ma insomma due numi della musica classica, due divinità della musica classica e non solo, perché Keith Jarrett ha suonato splendidamente sia il jazz naturalmente, sia improvvisando, sia Bach e Handel, cioè due monumenti della musica di sempre. Chiudo la parentesi musicale che peraltro almeno ci dà delle gioie e torniamo alla rassegna stampa. Come vi dicevo prima, dovrebbe già essere in collegamento con noi Felice Manti, caporedattore de Il Giornale, autore con Edoardo Montolli del libro Il Grande Abbaglio, che fu pubblicato tanti anni fa, è stato riaggiornato, lo trovate ovunque, compreso online, ed è una lettura ancora oggi, anzi più che mai oggi, essenziale per capire tante cose rispetto alla strage di Erba di pubblica utilità. Io lo sottolineo fin dall'inizio di questa storia, che iniziò appunto con una conversazione tantissimi anni fa proprio con Felice Manti. Te lo ricordi Felice? Buongiorno e grazie intanto. Certo, me lo ricordo, buongiorno, me lo ricordo benissimo, è stata durata anche credo più di un'ora Sì, e sì, entrammo nel dettaglio di tante situazioni che già allora sì. abbiamo scoperto e che già allora erano meritevoli di un approfondimento giornalistico e ovviamente anche giudiziario, e invece molte delle cose che noi denunciammo senza timore di querela, anche perché erano tutte vere e documentate, e furono in qualche modo disattese sia dagli inquirenti sia dall'opinione pubblica e sia dai giornalisti. Quindi la cosa che oggi accende il nostro interesse, la nostra curiosità, è che finalmente un magistrato si è accorto che ci sono diverse storture in questi processi. Io ho sentito, scusami. Sì, prego. No, vai. Tanti colleghi dire ma in ogni processo c'è una stortura. Però se un processo c'è una stortura, visto che si decide della vita e della morte delle persone, non si può pensare che una stortura sia un incidente di percorso o un fatto inevitabile. Le storture sono questioni che vanno corrette, che vanno raddrizzate. Diversamente la stortura è nella diritto alla difesa e nella comprensione del diritto alla difesa. E in questo processo si è più volte manifestata, anche messa nero su bianco per iscritto dal giudice delle indagini preliminari, ma questo non ha portato a nessuna conseguenza sul piano processuale, sul piano giuridico. Prego. No, è Felice, stavo solo dicendo che il sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser, che è un magistrato che lo dice esplicitamente nella sua, attenzione, richiesta di revisione, perché abbiamo letto sui giornali in questi giorni una relazione, un documento. No, lui fa una richiesta di revisione del processo. Nel corso della richiesta di revisione del processo e mettendo insieme gli elementi, lui è anche convinto che questi due vadano assolti e lo scrive con una chiarezza formidabile. Non è che sta lì a girarci intorno, perché comunque, diciamo coraggiosamente da un certo punto di vista, ma limpidamente, il dottor Tarfusser mette in fila alcuni elementi su tre questioni fondamentali, quelle per cui si è arrivati fondamentalmente alla condanna, cioè il riconoscimento di Frigerio che dice sì è stato Olindo, però non parla mai di Rosa, altra cosa assurda, e la macchiolina di sangue famosa che non c'è perché nessuno l'ha vista sul battitacco, e terzo punto le confessioni, si ferma su quello e arriva a delle conclusioni, quindi non è semplicemente una relazione, è una richiesta di revisione del processo. Perché Cuno Tarfusser ha fatto quello che avete fatto voi, Felice, tu ed Edoardo all'inizio, adesso le Iene, in mezzo anche Gian Loreto Carbone, che prossimamente sarà qui con noi a parlare di questa storia, che gli è bruciata parecchio, perché Gian Loreto Carbone, per chi l'ha visto, trasmissione di servizio pubblico, Rai 3, aveva preparato e mandato in onda una puntata introduttiva a tutta questa storia, dove si anticipavano tutte le cose che le Iene hanno, per fortuna, riportato in primo piano, con la loro inchiesta di diversi mesi, anni ormai, culminata nello speciale Inside che è ancora disponibile online, 3 ore e 40. Chi volesse avere l'essenziale di quella vicenda deve fare due cose: guardarsi lo speciale delle Iene e leggersi il libro Il Grande Abbaglio di Felice Manti e Edoardo Montolli. Così c'è tutto, no? Però il magistrato cosa ha fatto, Felice? Ha fatto quello che avete fatto voi, poi ho fatto io conoscendovi, ha fatto Gian Loreto Carbone, ha fatto Antonino Monteleone, Marco Occhipinti, Francesco Priano. Cioè si sono letti gli atti. E lì di storture non ce n'è una,
ma ce ne sono una molteplicità, non vengo a dirlo a te, Felice. Tant'è vero che tu ti ricordi quel famoso colloquio primo che facemmo noi qui in Radio Padania allora, generò anche una certa inquietudine nel fratello di Mario Frigerio che ci telefonò in diretta, ti ricordi? Sì, mi ricordo benissimo. Ed espresse tutte le sue perplessità. Ora, a distanza di tanti anni, io non so dove sia il fratello di Mario Frigerio, che se vuole intervenire di nuovo è benvenuto, come tanti, ma torneremo a parlare di questa storia perché si è capito molto bene che Mario Frigerio fu portato a fare il nome di Olindo in maniera molto chiara, perché lui continua a dire per un sacco di giorni che non si ricorda niente, che qualcuno si ricorda l'ha già detto, cioè che era una persona mai vista, uno sconosciuto con fattezze del tutto diverse da quelle di Olindo. Sta di fatto che dopo il colloquio con il luogotenente Gallorini e dopo altri colloqui purtroppo non documentati perché spariscono le intercettazioni, come tu ricordi nel tuo articolo stamani, e lui cambia idea. E questo va spiegato. Purtroppo non siamo in grado di spiegarlo dettagliatamente perché mancano le intercettazioni, nelle quali sicuramente dei carabinieri ancora vanno a trovarlo dopo il colloquio con Gallorini e prima che lui faccia il nome, peraltro sbagliandolo, Ottolindo, non si ricorda più niente, perché altra cosa essenziale, e lo ha documentato insomma un nome fondamentale delle neuroscienze in Italia, il professor Sartori, che ha fatto una perizia chiarissima. Prima ancora c'era stato, ti ricordi Felice, il professor Strata, un altro nome della scienza italiana che aveva detto le stesse cose, cioè che il Frigerio, se si ricorda qualcosa di buono, se lo ricorda all'inizio. Con tutte le suggestioni e col progredire, tra l'altro, della intossicazione da fumo, e il cervello si fa sempre più annebbiato, come testimoniano i suoi colloqui con lo psichiatra dell'ospedale, la sua memoria non migliora col tempo, ma anzi peggiora e diventa sempre più suggestionabile. Allora verrebbe da dire, Felice, ma di cosa stiamo parlando? Ci stiamo ponendo queste domande a 17 anni di distanza con 2 persone in carcere? Purtroppo è proprio così. E qui, diciamo, noi giornalisti abbiamo la più grande... Ecco, apri questo capitolo, Felice, perché veramente io mi vergogno talvolta delle cose che leggo e che trovo scritte e che ho letto in passato. Noi stiamo facendo una figura di palta terribile ed è lo stesso motivo per cui si fa una fatica incredibile a trovare articoli anche oggi un po' decenti. Sul Corriere della Sera Andrea Galli ha scritto qualcosa di interessante, l'abbiamo citato prima, ma noi giornalisti dovremmo fare un mea culpa galattico su questa storia. Allora, diciamo, mettiamola così. Il caso di Erba comunque finisse. Resterà nella storia del giornalismo italiano come il più grande scandalo mediatico giudiziario in cui alcuni giornalisti sono prestati consciamente o inconsciamente, in malafede o in buona fede, con intelligenza o con cattiveria. Questo poi sarà eventualmente anche l'ordine dei giornalisti a stabilirlo, perché io sono intenzionato ad andare fino in fondo in questa storia. Alcuni di questi colleghi sono prestati a rilanciare sui giornali delle informazioni false, e ripeto, false, per alimentare un clima di sospetto intorno a questi 2 coniugi. Io non potrò mai dimenticare una delle interviste, una delle immagini televisive di allora. C'era un collega di cui non faccio il nome, ma ovviamente poi ci sarà modo e tempo per discuterne, che prova a parlare con Olindo e Rosa accerchiati dai giornalisti, ok? Ci sono tipo 20 telecamere, 14 colleghi con i microfoni puntati, questi gli sparano i flash addosso. Ovviamente né Olindo né Rosa rispondono e questo collega dice: perché in paese si parla solo di voi? Quella è una frase chiave per capire che prima ancora del processo questi 2 signori sono stati consegnati all'opinione pubblica come i perfetti colpevoli. E di questo molti giornalisti hanno una responsabilità precisa. Sono colleghi che hanno scritto il falso, sostenendo che Frigerio sin da subito aveva riconosciuto Lindo. E l'hanno scritto perché qualcuno gliel'ha detto. Certo, ma non hanno verificato. Ma non era vero. Certo. Non era vero. Ci sono colleghi che hanno spacciato per confessioni dei colloqui investigativi, probabilmente, che avevano un destino diverso, avevano una strategia diversa sulla quale io non voglio neanche minimamente entrare, ma quei colloqui difensivi
tra un perito della difesa e il proprio assistito sono stati lanciati in TV e sui libri prima ancora che al processo, aiutando a convincere l'opinione pubblica della colpevolezza di questi signori. Ci sono stati che è stato trovato del sangue delle vittime a casa della lavatrice di Romana Rosa Bacci, e non è vero. Certo. Quindi tutta questa vicenda qua nasce dal fatto che i pozzi dell'informazione giornalistica sono stati avvelenati per aiutare la procura a consegnare questi soggetti alle patrie galere. Allora Felice, io ti faccio 2 osservazioni perché abbiamo pochissimo tempo oggi, ma grazie anche alla tua disponibilità avremo modo in settimana di risentirci, se sei d'accordo naturalmente, ma credo di sì, perché questa cosa qui adesso va veramente, io sono della tua opinione, bisogna andare fino in fondo adesso, non bisogna fare sconti a nessuno. Mi ha colpito, devo dirti la verità, non so se l'hai già visto, l'articolo di Andrea Galli sul Corriere della Sera in dorso lombardo di stamattina, sulla questione, laddove si fanno 2 osservazioni alla fine dell'articolo molto interessanti, perché sono 2 ammissioni che non erano mai state fatte finora da tantissimi colleghi e da tantissime testate giornalistiche. Si ricorda, per esempio, in conclusione dell'articolo, appunto, che quello che finora abbiamo saputo della vicenda non sarebbe esaustivo perché ci si è dimenticati della testimonianza di un amico di Azuz Marzouk, penso che si riferisca a Cemkoum Ben Brahim, il quale aveva raccontato di aver visto persone nell'imminenza della strage di cui alcune di nazionalità araba, parlavano arabo, e un'altra persona italiana che poi lui identificherà come il fratello della morta. Curiosamente nei verbali c'è scritto così e non il fratello quale dei 2, cioè Giuseppe o Pietro Castagno. E punto primo, la testimonianza di un testimone oculare che si poteva recuperare oltretutto perché era in carcere, ma non fu sentito ovviamente. Punto primo. Punto secondo, che riguarda il discorso che facevi tu prima, anzi si parla qui sul Corriere di oggi di uno dei tanti molteplici errori commessi nelle fasi delle indagini e forse anche dopo. Dopodiché si parla anche di certe pubblicazioni che nella vicinanza temporale alla strage contenevano informazioni assai segrete, ma avute da chi e con quale ipotetico fine ultimo, si domanda anche il Corriere della Sera, che è la domanda che facevi tu prima. Io aggiungo una questione perché tutti ricordano, e la stragrande maggioranza delle persone ricordano, come segno di colpevolezza, il video in cui Rosa Bazzi ripercorre alcune delle fasi della strage, no? L'ho ammazzato così, piangendo, mi sentivo fuori. Quello è un video che nasce come un video della difesa, cioè l'allora avvocato d'ufficio della difesa, Pietro Troiano, che peraltro negli atti dell'indagine è un ectoplasma, non c'è mai, quando interrogano i suoi clienti chissà dov'è, e quello comunque dispone un colloquio di Rose Olindo con il psichiatra Massimo Picozzi, che è rimasto muto come un pesce quando Antonino Monteleone gli ha fatto questa domanda chiave. Come mai questa consulenza che nasce come difensiva per dimostrare che i 2 sono incapaci di intendere di volere o comunque per sollecitare una perizia psichiatrica che verrà fatta solo adesso, ne parleremo a parte in questi giorni, come mai questo video difensivo finisce A Matrix da Mentana, B nel libro di Pino Corrias, Vicini da morire, C in mano al pubblico ministero come formidabile strumento d'accusa e poi da lì in tutte le televisioni, perché tutti ricordano che Rosa è colpevole per quel fatto lì, per quel video che nasce come difensivo. C'è qualcosa da spiegare, no? Come dice il Corriere oggi, avute da chi? Con quale ipotetico fine ultimo? Allora, il collega che tu hai nominato è stato convocato a processo e gli è stato chiesto espressamente quale fosse la provenienza. Lui legittimamente si è nascosto dietro l'articolo 200 del codice di procedura civile, e cioè il segreto professionale, per tutelare la privacy della sua fonte, che è un suo diritto legittimo, un diritto legittimo di ogni giornalista. Sì. Il problema è che questo genere di notizia, questo leak, no? Questa fuoriuscita delle carte processuali e delle carte della difesa di allora sui giornali, sui libri, ha prodotto l'effetto opposto a quello che avrebbe dovuto, diciamo, no? Ottenere, nel senso che se io ho una carta dalla difesa ce l'ho perché chi me la dà vuole farmi fare un favore alla difesa, no? Facciamo tutti i giornalisti, Certo. abbiamo tutte le carte dall'accusa e dalla difesa, chi ce le dà
ce le dà perché noi si faccia il lavoro di chi ce le dà, no? Certo. Non certo perché noi ci ragioni su, no? Se mi arriva dalla Qual è difesa è per esigenze difensive, io presumo. Ecco. E quindi diciamo questa domanda e questo genere di quesiti il collega che tu hai nominato dovrà probabilmente risponderne un domani, se non alla magistratura, quantomeno all'ordine dei giornalisti, proprio perché quel tipo di coup, chiamiamolo così, ha avvelenato ulteriormente i pozzi ed ha aiutato a consegnare 2 innocenti all'ergastolo. E questa, se anche non è una colpa penalmente perseguibile o moralmente disdicevole, è certamente un elemento di cui un ordine dei giornalisti che fa della deontologia il suo punto di forza dovrebbe onestamente sanzionare. Giusto. Perché è inutile che facciamo tutti i corsi di giornalismo, perdiamo le nostre ore davanti ai video a parlare di deontologia, poi c'è un collega che consegna 2 innocenti all'ergastolo perché si fa strumento più o meno consapevole di una procura, e questa roba qui finisce per condannare 2 innocenti. Questo è un fatto molto grave, ma non è il solo. Qui il problema, ripeto, è che alcune informazioni sono state fornite e non sono state verificate dai colleghi, che hanno preso per oro colato tutte le affermazioni che hanno fatto gli inquirenti. Noi con Edoardo Montolli abbiamo preso le stesse carte della procura e abbiamo tirato fuori da quelle carte, da quei ragionamenti, delle conclusioni che sono diametralmente opposte a quelle che erano circolate, e di fronte alle nostre dichiarazioni, le nostre affermazioni, le nostre scoperte, intorno a noi si è creata una cappa di silenzio, di ostilità, financo, di mobili. Io adesso ho le spalle abbastanza larghe, qualche anno fa ero un po' più giovane, un po' più sprovveduto e un po' più, timoroso di questo genere di comportamento, ma di queste situazioni ho perfetta memoria, di nomi e cognomi dei colleghi che sono macchiati di queste nefandezze. Io conosco nomi, cognomi, fatti circostanze e purtroppo sono tutti nero su bianco, nei loro articoli, nei loro libri, nelle loro conferenze televisive, e prima o poi questi colleghi di queste ingiustizie che hanno fatto patire a 2 probabili innocenti dovranno pagare un prezzo. Per il momento ci salutiamo qua per ragioni di tempo. Io ti ringrazio, Felice, sono perfettamente d'accordo con te anche come giornalista e anzi lo ritengo utile, opportuno, e finalmente magari questa cosa ci permetterà di fare un passo avanti. In generale, per tutti, a beneficio di tutti, perché questa è una cosa che riguarda tutti. A beneficio della verità e della giustizia, che sono gli unici fari del nostro lavoro. Appunto. La verità e la giustizia. Grazie Felice Manti, caporedattore del giornale, ci risentiamo settimana prossima. Ciao a tutti i ascoltatori, ciao.